Perché la richiesta di un consiglio comunale per far chiarezza su quello che riguarda l'area ex Italgas? Abbiamo voluto chiedere un consiglio comunale per conoscere un po' lo stato dell'arte della situazione, perché dopo l'ultimo consiglio comunale già convocato da noi minoranza alcuni mesi or sono, c'erano stati degli impegni da parte del sindaco di scrivere una lettera al Ministero di Grazia e Giustizia, alla divisione penitenziaria, proprio perché lì vicino c'è un carcere, e a sentire dei vari giuristi per poter verificare la possibilità di bloccare il progetto che prevede circa 12.600-13.000 metri cubi di nuove residenze in Piazza Roma. Quando si affronta un problema così complesso, ad un certo punto ci sono due soluzioni, due modi di agire. O si continua a cercare le responsabilità, cosa che è successo ad esempio nell'ultimo consiglio, dove c'è stato un rimpallo di responsabilità tra chi, perché, per come, oppure si comincia a pensare alle soluzioni. E poiché sembrerebbe che nessuno voglia questa edificazione in via Trieste, credo che oggi sia giunto il momento in cui Consiglio Comunale, maggioranza e minoranza, che del resto sollecitano e stanno spingendo proprio per questo, si mettono intorno a un tavolo per dare anche una risposta al comitato. I punti sui quali volete chiarezza da parte dell'amministrazione quali sono? Uno, se si sono rivolti a dei legali e capire, o dei tecnici specializzati per capire come fermare il progetto. Secondo, come mai è andato avanti il progetto inspiegabilmente per 1 anno e mezzo senza che quelli dell'amministrazione ne prendessero coscienza veramente. E terzo, se il sindaco e l'amministrazione hanno avuto risposte dal Ministero di Grazia e Giustizia e se quindi il sindaco convocherà una conferenza dei servizi per rivalutare l'intero progetto. Da parte vostra avete delle proposte circa quest'area? Da parte nostra avevamo delle proposte che erano già nel nostro PUC, presenteremo un ordine del giorno stasera in Consiglio Comunale e speriamo che lo votino per bloccare il progetto e intavolare con Italgas un nuovo discorso su parcheggi e servizi al cittadino. Mettiamoci intorno a un tavolo, cerchiamo delle soluzioni. Anche qui sembra che io stia cercando le colpe, non mi interessano. Dobbiamo trovare soluzioni per evitare che questa cosa accada.